Benvenuti a tutti quindi al secondo appuntamento di Tepilora Culture, itinerari fuori del tempo, rassegna di musica, teatro, laboratori e conferenze, promossa dal GAL Nuorese Baronia e realizzata dalla cooperativa Esterai. Come enunciato dal titolo della serata, I luoghi e la memoria, la Sardegna tra ambiente e storia, protagonista della serata sarà l'isola, con la sua incantevole ma fragile natura e con la sua storia originalissima e di assoluto rilievo, benché spesso ignorata o addirittura negata. Tutto questo nel racconto dialogante di due profondi osservatori e amalianti narratori della realtà sarda, ciascuno dalla propria prospettiva, ma con gli occhi, la lingua e il cuore di chi in questa terra meravigliosa è nato e ha vissuto. Siamo davvero lieti e grati che abbiano accolto il nostro invito. L'antropologo era una definizione riduttiva, scrittore, giornalista, poeta della narrazione. Se avete avuto la fortuna di ascoltare i video del nuovo allestimento del Museo Multimediale della Civiltà Pastorale e Contadina, ve ne rendete immediatamente conto. E il dottor Fiorenzo Caterini, di formazione storico-antropologica, credo, che abbiamo l'onore e il piacere di ospitare per la prima volta, autore dei 2 volumi Colpi di scure e sensi di colpa, storia del disboscamento della Sardegna dalle origini ad oggi, e La mano destra della storia, la demolizione della memoria e il problema storiografico della Sardegna. Proprio le tematiche trattate nei 2 volumi costituiranno l'essenza della conferenza conversazione, a cui con impazienza stiamo per assistere, di grandissimo interesse e credo a tratti piuttosto amara per numerosi aspetti e dettagli del racconto. Nel corso della serata alcuni brani del tenore romanzeso si intercaleranno alla narrazione, andando a costituire, per così dire, la colonna sonora dell'evento. I luoghi e la memoria, la Sardegna tra ambiente e storia. Il titolo dell'evento, così come formulato da Fiorenzo Caterini, si lega in maniera ideale al luogo in cui ci troviamo stasera. Ne rappresenta la sintesi perfetta. Siamo immersi in un incantevole paesaggio archeologico del sacro, frutto di un mirabile, intimo connubio tra una maestosa, irripetibile complessità architettonica di oltre 3000 anni fa e la Sughereta, che ne costituisce la meravigliosa cornice ambientale e che, come uno scrigno, ha protetto e preservato questo prezioso gioiello di epoca nuragica. Ora, da una prospettiva esclusivamente archeologica ed ambientale, proviamo ad immaginare una storia diversa. In un certo momento del passato, colpi di scure fanno strage degli alberi che ci circondano. Romanzesu perde il bosco, con tutto il suo carico vitale, di valenze simboliche, emozionali, estetiche, e la sua funzione protettiva. Passa del tempo e mezzi meccanici di un cosiddetto miglioramento agrario entrano nel terreno, si fanno largo tra pietre e strutture murarie, sventrano e cancellano edifici, distruggono stratigrafie, vengono trafugate preziose offerte votive. Dell'incantevole paesaggio archeologico del sacro, di questa unica, preziosissima eredità monumentale, non restano altro che cumuli di bonifica addossati a qualche sparuto albero, o sovrapposti a poveri lembi sopravvissuti di edifici particolarmente monumentali. Più nessuna commovente bellezza da contemplare, più nessuna storia di straordinaria importanza e originalità da ricostruire e comunicare, più nessuna memoria da tramandare. Ora estendiamo questa terribile immagine di devastazione a buona parte del territorio isolano, e purtroppo non è una finzione, come si evince dalla lettura di Colpi di scure. Possiamo soltanto immaginare l'entità dell'autentico massacro di un incredibile, sterminato patrimonio archeologico, come quello, limitandoci all'epoca nuragica, che ancora oggi, nonostante tutto, è così capillarmente diffuso e stratificato nell'isola da costituire quasi un elemento fisico del paesaggio naturale. E questo disastro è soltanto uno dei lasciti del credo, primo esempio per l'età moderna, di un feroce e spregiudicato comportamento predatorio, di puro stampo coloniale, attuato su larghissima scala da parte dello Stato centrale nei confronti dell'isola. Fiorenzo Caterini e Bachisio Bandino. Scusate. Fiorenzo Caterini e Bachisio Bandino ci parleranno di tutte le altre gravissime conseguenze
di carattere ambientale, climatico, economico e sociale, devastazione ambientale e tsunami antropologico legati al disboscamento selvaggio della Sardegna nell'Ottocento, nonché della volontà consolidata di svilire o ignorare il ruolo di enorme rilievo della preistoria e della protostoria sarde nell'ambito della pre-protostoria nazionale e mediterranea, così come dell'accanita determinazione nel negare l'assoluta identitaria originalità dei percorsi storici dell'isola per periodi successivi, in un'ottica puramente romanocentrica e peninsulocentrica, a volte per ignoranza, molto più spesso per convenienza. A loro cedo la parola ricordando che oggi purtroppo stiamo vivendo un altro altrettanto insultante assalto coloniale, spregiudicato e distruttivo per il paesaggio della Sardegna, con la speculazione energetica dell'eolico e del fotovoltaico e con purtroppo le stesse ciniche dinamiche e complicità simili a quelle di 2 secoli fa. Grazie per la pazienza e a tutti noi un ottimo ascolto. Cales artista que tá construído proite a forma cônica tá fatos e domana d'un solo que tá vindo Pusesi statua dato rudemente formato in modi strano e te insomma preso oleo palato Architempio pagano ovir fortezza pro combattimento o residenza deca archi sovrano tan pro monumento nego ibraigadu a crastol mannos prononti movelle a bainemento passare de sos annos lontanas as tempestas putrigados en pel vestir in sol antecipanno Escusos códulos pigado deben essere instador gigantes o a forza eleva stian tirado Stirpe vinsos abitantes vinde sarà sta nostra o differente dei statura medi o bastante se mambo
positivo non si schi niente, senza progetto di ingegneri hanno fatto questo opera potente. E canno in soci stranieri preguntan su nuraghe e te presentano i semus che i sol al foristeri si Al fotografia si contenta, non gli podimo nulla spiegare. Stente immaginare, ridenneti de tanto attribuire, Giosano il benin tornano a passare noi su segreto senza ischire Buonasera a tutti. L'ambiente è sempre quello emozionante che crea stupore più che altro per chi l'ha conosciuto da tempo, ma c'è sempre qualche sentimento nuovo che sorge nel vedere questo teatro antico. Mi stavo chiedendo quale canto possa essere stato quello nuragico, perché canto c'era sicuramente. Come lo possiamo immaginare? Simile a questo? Sicuramente un canto profondo, più che vocale, probabilmente un canto interiore, quindi come il tenore, che è un canto viscerale, che subisce un percorso dalle viscere e si contrae in una laringalizzazione e poi nasalizzato, basso e contra, e poi particolare apertura della bocca. Un canto dunque non di petto né di testa, come si usa dire nei canti della civiltà nostra. Introdurre questo tema è facile perché i lavori di Fiorenzo Caterini sono proprio dentro questo percorso e con una ricchezza documentaria, storico, antropologica davvero notevole, sia nei suoi saggi, sia, come dire, nella disposizione, nella narrazione anche contenutistica dei suoi romanzi. È un filone quello di Fiorenzo che segue un'antropologia documentata attraverso la storia, quindi forse il filone più interessante che mi affascina, anche se io su quel settore non ho il passo giusto, preferendo più, per mia formazione letteraria, un'antropologia simbolica. Però quando leggo i suoi libri e Colpi di scure e Sensi di colpa, l'abbiamo presentato nel bellissimo bosco di Villa Grande Strisaili, nell'hotel Orlando, forse tanti anni fa. E quindi abbiamo discusso di quanti colpi di scure noi sardi abbiamo subito, alberi e persone.
E di quali sensi di colpa? Quali? Sensi di colpa i padroni non ne hanno mai avuto. E forse ciò fa paura neppure noi sardi, sensi di colpa di aver subito, di non esserci ribellati. E così la mano destra della storia, noi cosa siamo? L'altro saggio di Fiorenzo Catterini, che argomenta in maniera meravigliosa e documentaria, sempre storicamente affermativa, il tema del nostro incontro stasera. Ed è appunto che la mano destra della storia non è nostra, ma noi siamo una mano sinistra forse, con tutte le valenze, le accentuazioni sinistre della mano sinistra, ma forse neppure mano sinistra abbiamo. Ecco, questo ci pone il problema attuale della responsabilità che abbiamo oggi davanti a situazioni a cui arriveremo dopo il percorso storico, ambientale che Fiorenzo affronta nei suoi libri. Fermandoci solo agli ultimi secoli, per non fare la lunga storia dai Fenici ad oggi, storia di dominazioni, prendiamo le miniere. Quale vantaggio ha avuto la Sardegna, cioè il popolo sardo, dalle miniere? La silicosi. I soldi sono andati ad altri. Ed oggi cosa ci resta? Non ci vogliono milioni, miliardi per sanare le zone minerarie. Quella costa che va nella costa sud occidentale è appetibile al turismo, e come? E pan di zucchero forse c'è di meglio in Sardegna, uscendo dalla galleria, e poi uno finisce il tunnel e si trova davanti a pan di zucchero, e forse non c'è una visione così bella, nonostante tutte le nostre bellezze. Eppure no, che investe lì deve sanare, e sanare quelle scorie è pressoché impossibile. Cioè c'è chi si prende i soldi e va via e ci lascia le scorie. E beh, perché? A Cagliari non arrivano, da Moratti non arrivano, forse ora l'ha venduta Moratti, ma lì non arrivano le scorie dei fumi di acciaieria di Brescia. Cioè vengono le scorie da Brescia, vengono utilizzate per tirar fuori un po' di corrente elettrica, e poi resta a noi la massa del 90% dell'inutilizzabile, come scorie locali nostre. E vengono pagati anche perché producono energia pulita. Sembra una beffa, sembrano cose così contraddittorie e così inconcepibili in una logica di economia della Sardegna, si intende, perché l'economia del potere certamente ha un'altra visibilità e un'altra organizzazione anche culturale del potere, e si giustificano così, con i profitti, perché il profitto è un merito, ma chi non ha profitti siamo noi. E perché le basi militari come avvengono? Abbiamo forse reagito, ci siamo resi. Io ho scritto un libretto, noi non sapevamo, perché sono convinto che noi non sapevamo, facendo questa articolazione storica. E me lo chiedo per oggi, noi oggi sappiamo e arriveremo qui. Le basi militari, quella di La Maddalena, Andreotti l'ha fatta a livello privato. Il Presidente del Consiglio con gli americani ha fatto un incontro privato. Non era informato neppure il Parlamento. Per dirvi del tipo del tenore di considerazioni che aveva su di noi sardi. Le basi militari, anche loro non entrano nei luoghi di pericolo delle scorie che rimangono nell'esercitazione di questo scoppio di bombe nuove, di tutti i popoli del Patto Atlantico, della NATO che esercitano, gli israeliani si esercitano, in tutti, e fanno esperimenti di cui non conoscono neppure loro gli effetti, e gli effetti sono sempre sul territorio. La terra assorbe e non ce la fa più ad assorbire,
e anche loro magari in certi punti passano con le maschere. Tutta la lotta fatta contro anche dall'onorevole Scanu di Olbia, che non ha trovato consenso neppure nel suo partito, sembrava che arrivasse a un processo del grande magistrato della Nosè che li ha chiamati in causa, poi è tutto messo a tacere perché non c'è potere più grande del potere militare, tecnologico, industriale, politico. Si uniscono in un unico potere, intoccabile. Non ci si può combattere contro questo quadrato fortificato. Non ci sono altri poteri che possano contrastare. E il piano di rinascita. Si dice, beh, è venuto così. Non è corretto, bisogna fare l'analisi storica. Il piano di rinascita del 1958 era un piano giusto, quello che vorremmo oggi. Ed era il piano dello sviluppo agro, pastorale, artigianato, piccola industria, turismo. Questi erano i 4 punti, che sono quelli attuali. Ed era questo già preparato, pronto, articolato. Poi l'anno dopo, nel 59, invece, c'è stata una svolta. Ma voi chiedete perché avvengono le svolte? Le svolte non avvengono per motivi climatici. Le svolte avvengono perché il potere, appena vede 400 miliardi da buttare sull'isola, dice, alt, questi 400 sono appetibili. Ma come? Agropastorale, ma su, piccolo artigianato sano. Ma non facciamo ridere. Ci vuole l'industria. E gli assessori all'industria sardi dicevano, o meglio hanno scritto, solo l'industria può salvarci, l'economia agropastorale è perdente, è l'industria che salva la civiltà. Ed è vero, ma quale industria? La chimica di base non la voleva nessuno, inquinante e senza prospettiva, cioè senza futuro, ma soprattutto senza creare un'economia industriale attorno nell'indotto. Perché quest'acqua sporca che è il petrolio, quale indotto? L'indotto l'abbiamo vissuto noi abiti nell'altopiano, le fibre tessili, col fallimento, ma non vi dubbio. Ma è tutto nell'ordine del fallimento, si sa già a priori. Noi sardi sapevamo? L'abbiamo saputo. I politici l'hanno saputo. C'è chi obietta quel mio libretto, non è vero, c'è chi la sapeva. Sì, certamente c'erano 2 o 3 persone sarde che avevano intravisto questo, ma comunque non hanno parlato. E comunque, anzi, uno addirittura era anche assessore e ha firmato, e come? Ma perché? Perché il non sapere. Il problema sardo è il non sapere, anche oggi. Il non sapere, questa industria ora che futuro ha? Stiamo investendo un'enorme quantità di soldi. Qual è la prospettiva reale? Di base, neppure di articolazione seconda o terza dell'industria. Per cui tu mandi il lavoro primario di base e poi lo mandi altrove perché quei polimeri diventassero in qualche modo produttivi. Quindi è una cosa, e infatti uno storico famoso, che appare anche ancora anzianissimo in televisione, e mi sfugge ora il nome, l'ha scritto proprio allora. La Sardegna non si accorge che sta prendendo una strada mortale, perché questa industria la rifiutano, l'hanno mandata in Sicilia e in Sardegna, e nelle Polesine, nella zona del Veneto, che era povera allora come lo è la Sardegna, c'era anche la malaria lì, e la pellagra. Quindi rifiutata da chi sapeva. Quindi c'era un progetto giusto, bocciato, per un'articolazione politica, e diciamolo pure, Prodi, Cossiga ed altri, il potere delle banche, i grandi industriali della chimica. Rovelli è venuto col 2,5% in Sardegna e se n'è andato col 48% dell'industria chimica italiana, a danno nostro.
Quindi ci sono, certo, io non è che nego le responsabilità, però c'è anche in fondo, io ne sono convinto, che noi non sappiamo, c'è un deficit di sapere nella cultura nostra, nelle università nostre, nella cultura politica. Qual è la cultura dei politici oggi? Provate a dare uno sguardo del coso passato e anche del fatto presente e potete cominciare a individuare alcune, come dire, alcune caselle di valore o meno. È il sapere, il deficit è che noi non abbiamo un sapere sufficiente a risolvere i nostri problemi. Oggi c'è un sapere economico, un sapere culturale, un sapere commerciale, un sapere industriale che ci permetta di risolvere. Io studio da 40 anni il mondo agropastorale della mia nascita e di qui di Saraichina, che è poco distante da qui, e mi rendo conto che anche oggi, per fortuna poi il latte a 1,5 euro, ma ricordate 0,70, 0,80, si giocava sullo 0,85, no 0,90, ma possiamo noi giocare sullo 0, e adesso siamo tranquilli, certo, relativamente con 1,5 euro, ma dura? Ma il problema è andato a soluzione, non dico a soluzione piena, ma come processo di avviamento per una modernizzazione competitiva. Me lo chiedo, io ci scrivo dal 75 il Re un feticcio, che parla dell'ovile che compare Battore Arina proprio del romanzesu, e mi chiedo se oggi abbiamo fatto grandi progressi, e per non parlare d'altro. E ancora, adesso per arrivare a noi, non ricordate anni fa quel progetto già approvato di mettere a Cardo la Sardegna del Nord e a Cannes la Sardegna del Sud? Forse voi non ne avete sentito parlare, ma era già un progetto firmato dai politici e consenzienti i sindacati. Perché per produrre biomasse erano due prodotti, a Cardo, io avevo scritto degli articoli ironici a proposito di canne nel sud, e a Cardo, voi ve l'immaginate, tutto questo sarebbe stato seminato dove è possibile, nei terreni in campo aperto, tutto a Cardo, perché è quello che produce di più energia a livello di biomasse. Voi direte, ma sono fuori del creveggio, scusa. Beh, questo era un progetto per l'industria verde, per l'industria chimica verde. Bell'abbinamento, è un bel sintagma, si chiama in linguistica, chimica e verde puro, come che sia vero, chimica verde. Terna ha da guadagnare, e allora va bene, e Terna è oggi fortissima. E poi ancora, per arrivare alle paleoliche, una battaglia che stavolta penso abbiamo consapevolezza finalmente, ma sperando che tenga questa consapevolezza, che non basta che sia di gruppi, e questi sono meritevoli, ma che sia della popolazione intera, per cui se abiti in qualunque punto abbiano in mente di mettere paleoliche, è la popolazione che deve ribellarsi, perché a livello giuridico guardate che la battaglia non è facile. A livello giuridico c'è una legge europea, italiana, comunque è stato disposto che la Sardegna non ha potere nell'ambiente, e comunque quando hanno fatto le classifiche dove c'è più vento e più sole, posso che li scostano. Ecco, la Sardegna, le Puglie, la Sicilia si sono beccati il bel colpo di... Ora, secondo me, io l'ho sostenuto in un incontro a Cagliari con i giuristi che dicevano ci si può appellare al riposo urbanistico, ci si può appellare all'articolo non so quale dello Statuto Sardo, ci si può appellare, ma nel contenzioso che arriva a Roma poi la consulta dà sempre ragione al governo, mica alla Sardegna. Per cui la battaglia giuridicamente non è facile, non facciamoci grosse illusioni. Per cui dobbiamo ricorrere, grazie all'archeologia, grazie a qualunque struttura, è l'antico che ci salva a questo punto su questa voracità capitalistica del moderno, del contemporaneo. Ma la battaglia sarà dura e con estrema difficoltà, sia a livello di mare
sia a livello di terra, perché una pala eolica rende molto più del solare, e una pala eolica di 250 metri rende 2 milioni di euro. È facile comprare chiunque, abiti a qualunque famiglia, gli dici ti do 100.000 euro, ma non si lo ha che bere, o ti do 30.000 euro all'anno per... si lo è tutto, non lo diamo il venne tutto. Cioè siamo fragili. Noi non abbiamo una forza, un potere economico e una formazione culturale identitaria. Non è vero che il popolo sardo è un popolo a forte identità, continuo a dirlo e a ripetermi all'infinito, è un'identità psicologica, è importantissima dello sardo, ma non è un'identità economica, non è un'identità turistica, solo ora si sta formando, non è un'identità ambientale. Oggi la politica è tutta su politica territoriale, non c'è altro. Eppure questo nome non compare. Oggi la politica sarda è territoriale, a livello di produzione di merce, cioè a livello di agricoltura e di agropastorizia, a livello di un'agricoltura moderna, intensiva, ma di un certo tipo, biologico, a livello di turismo e ambientale e territoriale, a livello di risorse primarie e territoriali. Tutto oggi è: quali sono le risorse sarde? Come sfruttarle per i sardi? Per capire il tutto, io sto parlando dei libri di Catilini, non pensate che sto parlando a Vanber, sto allargando il campo, ma il discorso che fa Catilini è tutto questo procedere di una presa di coscienza di identità sarda, mostrando con un rigore storico, puntualizzando tutti i momenti più specifici di come noi abbiamo una storia di mano destra dominante, di colpi di scure reali e simbolici che ci hanno ridotto in questa condizione di avere ricchezze infinite e di non poterle sfruttare sapientemente. Perché il turismo all'inizio che cos'era? Bene o male che si è formato un turismo sardo anche, ma il turismo all'inizio voi lo dovete prendere dal 59-60. Io ho avuto modo di osservarlo perché quando ho insegnato ad Arzachena e avevo la possibilità di vedere l'esplosione della Costa Smeralda e di visitarla nei particolari, e ricordo che all'hotel Cala di Volpe avevo fatto un'analisi di ogni stanza, in ogni stanza un letto era diverso dall'altro, nulla si ripete, le finestre sono quadri d'autore, non servono per affacciarsi. Cioè i grandi architetti accademici di Francia, Jacques Aquel, i grandi architetti italiani, sì, bellissimo, d'accordo, tutti investimenti dell'Eges Congo belga, l'Arakan, sì, ma quella è un'isola nell'isola allora. Poi bene o male un po' si è aperta anche. I sardi erano solo le donne nelle camere da letto degli alberghi a pulire e delle manovalanze, così, di manovalanza edile, ma poi bene o male anche la dirigenza, anche l'apertura in seguito della Costa Smeralda. E io questo ho avuto modo di osservarlo perché il libro mio è dell'80, poi ho alimentato altri 6 capitoli il periodo degli arabi, adesso lo sto finendo il periodo dei russi, però è sempre un degrado. E comunque anche l'apertura ai sardi è venuta dopo, ma grazie, ma all'inizio tutti i villaggi turistici di milanesi, bolognesi, erano tutti sfruttamento, perché nell'industria turistica il capitale non è il denaro, come in tutte le industrie. Io ho miliardi e investo nell'industria meccanica, siderurgica. No, nel turismo non è così, non è l'industria classica. Nel turismo il bene primario è l'ambiente. I soldi ce ne sono. Quanti soldi per comprare la zona da Barisardo a Dorgali? Lì gli svizzeri volevano dare infiniti, ma lì tutti vogliono comprare. La costa più bella della Sardegna, da Dorgali a Baunei, addirittura pensavano ai rialzi, alle cose dei palazzi, cioè delle cose avveniristiche. Non è i soldi che mancano nel turismo, è che il bene primario è il territorio, e il territorio è sardo, e noi ce lo svendiamo. A graças a Dio namus. E per concludere, la battaglia di oggi è che se abiti sorgo, paleoliche, la comunità deve ribellarsi. E io ai giuristi ho fatto presente da ignorante questo, che il governo ha poteri,
non c'è potere più grande del comune. Il comune è la storia d'Italia, i comuni. È l'unità minima distintiva giuridica. Il comune è un suo territorio. Gli abitanti, l'abitare e l'economia. Rosarto e vizi. Chi ha potere oltre? Chi ha potere giuridico e simbolico più della comunità che abita un luogo e ha circoscritto un suo territorio che è il territorio comunale? Non si può andare contro la comunità, perché la comunità è fatta di persone che ci vivono e che vivono di quel territorio. Io voglio sapere giuridicamente dai grandi sapientoni se c'è un potere più grande di qualunque tipo sia, più grande dei diritti che ha una comunità di abitare un luogo suo e di viverci grazie a questo territorio, e tu vieni e me lo rovini. Non esiste. Non esiste giurisprudenza contro la comunità. La comunità che va su quel luogo e i Santo Mazzeo si sterriti in terra a tutti gli abitanti e dicono: qui non si costruisce, voglio vedere qual è la risposta. Non ce n'è risposta, la vittoria è certa, sicura. Ogni comune deve porsi questo motivo e questo scopo. Bene, i libri di Catilini di Fiorenza parlano di tutto questo. Vi portano per mano proprio lungo un percorso, poi per di più avendo la valenza storica, la sua scrittura è documentaria, quindi non è neppure, perché vedete, se affermate in una dimensione sociologica c'è sempre la possibilità contraddittoria di un altro che segue un percorso diverso nell'ambito dell'antropologia, della sociologia, della psicologia sociale. Ma se voi date la documentazione storica come fa Fiorenza, è difficile smentire. E quindi con un suo ragionamento fortificato da queste verifiche storiche e attraverso un'argomentazione molto conseguenziale che fa nei suoi libri, ti porta lì alla foce dove tu arrivi al mare, dove arrivi alla verità delle cose, ti arricchisci nel leggere i suoi libri, perché c'è uno spessore materializzato delle cose, oltre che una bella argomentazione linguistica. Per cui io vi consiglio di leggerli questi due libri, questi due saggi, ma anche i romanzi ci parlano. Io ho avuto modo di vedere una riduzione teatrale di un suo libro a Lula, del regista Marras, mi pare, vero? Ah, è lì. Molto, molto ben indovinata, molto anche singolare, originale, artisticamente preziosa, direi, no? A livello proprio di una cultura teatrale, nell'originalità proprio della regia teatrale, dello svolgimento. E c'è anche un intervento di Fiorenzo, così, dal pubblico, che però fa parte pienamente convincente dell'insieme discorsivo dell'opera teatrale, che mi ha davvero meravigliato, come originale, come quasi fosse, come se ne facesse parte a priori già in un contesto preordinato, invece no. E per cui, ripeto, preziosi questi due libri, questi due saggi, vi danno materia per capire e per difenderci, perché questo a me interessa. Un libro deve avere uno scopo, deve avere una forza pedagogica, direi anche didattica, per poter dire: noi prendiamo coscienza e difendiamoci. Quel discorso delle capacità resistenziali dei sardi, di Lelliu, è positiva nel senso, dice Lelliu, che i sardi non si sono mai arresi, tutto da discutere, ma però hanno resistito, soprattutto i barbaricini. Lelliu era innamorato. Io con Lelliu, con Cicetto Masala, con Pillon, abbiamo fatto tutti i paesi del Campidano per 20 anni a parlare di queste cose, perché Lelliu era convintamente sardista nel senso etimologico della parola, non del partito, ed era veramente innamorato dei barbaricini, per cui a me mi guardava come dire: beati, come se fossimo noi, chissà. Io invece un po' lo smontavo, perché non è poi vero, insomma. A Santu
a Santo il suo rune hanno accattato come e stanno lavorando per il grande stanziamento romano a Sant'Efesi. Voglio dire, anche noi, e lo dice la parola, il parlare bittese, no? Stesso. Voglio dire, non è neppure vera questa idealizzazione che non siamo stati mai colonizzati. Però lì voleva dire, come Francesco Masala, vinti ma non convinti. Vinti sì, perché il potere ti sconfigge, c'è poco da fare, però non convinti, cioè resistenti. Bene, io non sono favorevole a questa applicazione attuale. Noi non dobbiamo resistere. La resistenza è sempre passiva. Cioè non mi arrendo, però no, con Luther sono vinto comunque. No. Niente convinti o non convinti. Noi dobbiamo essere operatori, attivi, dinamici, con tutti i mezzi possibili. Cos'è questo discorso secondo le leggi? E certo, secondo le leggi, che non ti pongono in galera, ma una comunità non la potete esponnere in galera. No. Non puoi mettere il paese di Bitti in galera. Le persone di Bitti, donne, bambini, vecchi, tutti noi, non le potete esponnere in galera. Per cui avere coscienza finalmente, ed avere coscienza di identità economica, e perché questa identità psicologica è bella. Io quando da Varese andavo 28 km a Lugano vedevo il lago con queste scritte, e la macchina la riconoscevi che era sardo, Deus sardo. Io non ho mai visto Deus siciliano, io sono calabrese, e ce n'erano calabresi siciliani. Cioè noi ce l'abbiamo perché siamo un'isola, e l'isola è sempre la dimensione dell'orfanità. L'isola è sempre orfana perché si è staccata dalla terra madre ed è diventata isola. Per cui siamo come esiliati, come orfani, in senso simbolico. E quindi noi, non avendo avuto mai una coscienza di identità economica, di identità turistica nostra, di identità territoriale, ma sapete che la Sardegna è vendibile? Me ne parlava ultimamente Salvatore Cuido, che segue questo aspetto, che stanno comprando molte zone della Sardegna, ma i cinesi potrebbero comprarci tutta. Ma te li scosta, è il barata, sono barato completamente. A noi sembra, ma un ettaro costa, ma per loro è una fesseria. Noi siamo in vendita a livello territoriale. E una via chi compra, chi è compra il mere. E Gesù me ne danno tanto, diretto lo dono terrino. Ma così avviene che noi non siamo più padroni del nostro territorio. Ma non è un modo di dire, questa è un'incombenza, mi dicono, chi segue questo filone di studio. E perché non è un'invasione, un'occupazione totale della Sardegna a mettere a Cardio e a Canna tutta l'isola per produrre biomasse, niente meno, per inquinarci, cioè. Quindi prendere coscienza significa non guardare solo i comitati meritevoli e che devono insistere, promuovere, e conferenze, dibattiti a cui partecipiamo, e tutti dobbiamo partecipare, però ricordate che la vera sfida è quella territoriale delle comunità. Lì non c'è assolutamente la possibilità di essere sconfitti. Io direi che questa mia introduzione per il lavoro di Fiorenzo è affidata proprio adesso alla sua capacità, che è veramente intensa e forte attraverso i libri, ho avuto modo di vederlo e di verificarlo e di ascoltarlo quando ne parla, di questo filone antropologico storico che non è poi molto, in fondo lui è forse l'espressione più importante in Sardegna di questo filone, perché l'antropologia della cattedratica dell'università si interessa molto di altri aspetti antropologici, per esempio quello delle parentele e altri sistemi del rapporto con gli oggetti, oppure di antropologia
tradizionale delle comunità, dei mores, cioè dei costumi, ma questo filone dell'abbinamento storico, antropologico, forse Fiorenzo è un rappresentante più importante ed è secondo me il filone vero di attualità, quello cioè che mette le mani dentro le cose e dentro l'impasto, che è un impasto che oggi ci interessa e in qualche modo ci fa paura. Buonasera, buonasera a tutti. Io tanto ringrazio ovviamente tutti voi, ringrazio gli organizzatori di questa serata anche geniale, se vogliamo, perché portarci tutti qui stasera in questo luogo magico e simbolico, no? Bachisio, più simbolico di questo luogo penso che ce ne siano pochi in Sardegna. Per me poi è una situazione che io ho sempre idealizzato, essere a fianco a Bachisio, che io lo considero l'ultimo di una generazione fondativa della cultura sarda, quella generazione che proprio negli anni 60, 70, 80 ha fondato la cultura sarda, mi ha dato dei riferimenti che ancora io oggi per fare questi libri ho inseguito. Cito proprio, non solo perché siamo abiti, ma proprio perché è uno dei miei principali ispiratori, Michelangelo Pira. Ma c'è tutta una generazione, Placido Cherchi, che insomma Bachisio ha conosciuto molto bene e di cui ogni tanto io lo stalkerizzo, perché lo obbligo nei nostri viaggi, quando viaggiamo insieme, proprio a raccontarmi di quel periodo, di quelle persone, di quelle riflessioni, di quei pensieri, perché secondo me a noi ci manca quel periodo di grandi riflessioni, di profondità di pensiero. Noi oggi viviamo in una situazione in cui i pensieri viaggiano come frecce, viaggiano veloci e si nebulizzano al contatto con l'aria. Oggi funziona più un bello slogan, una comunicazione efficiente che una riflessione. Questo è il problema che in tutto l'escursus storico che ha fatto Bachisio, ma che appunto è contenuto nei miei libri, ci ritroviamo ad affrontare oggi. È singolare se ci pensate. Io ho scritto un libro sul disboscamento della Sardegna, che se vogliamo è il libro dello spazio, che ci hanno privato del nostro spazio vitale, dell'aria che respiravamo. Poi certo oggi, a distanza di tanti anni, i boschi sono in parte ricresciuti, però ci hanno privato, come dire, nel corso della nostra storia, per generazioni, di quello spazio che era lo spazio del verde, lo spazio delle piante, che in qualche modo poi ha mutuato la nostra economia, quindi la nostra idea che avevamo della nostra terra, l'idea che avevamo della nostra terra, che abbiamo cominciato a pensarla, a immaginarla come aspra, selvaggia, che altro non poteva dare che pastorizia estensiva e banditi. E da lì sono approdato poi appunto al mio secondo libro, che è il libro del tempo, perché poi mi sono accorto che dopo averci tolto lo spazio ci hanno tolto anche il tempo, ci hanno tolto il tempo della memoria, ci hanno tolto la profondità della storia, cancellandola praticamente dagli aspetti, dalle declinazioni sociali della nostra storia, perché poi magari se uno va e legge certe ricerche scientifiche ottime, eccellenti, certe cose si dicono, ma nei libri di testo la nostra storia è stata cancellata. Ma non è stata cancellata la nostra storia in quanto nostra, è stata cancellata quella parte di storia nostra che aveva un ruolo nella storia mondiale. Quindi quella parte, come dire, in cui noi eravamo protagonisti del mondo, cioè è stato cancellato il nostro ruolo nel mondo, il nostro ruolo storico nel mondo.
che è ancora più grave, perché privandoci di questo ruolo storico, alla fine noi in qualche modo finiamo per essere orfani, come diceva Bachisio, orfani del nostro ruolo nel mondo. E quindi io oggi mi trovo in una situazione, dicevo, idealizzata, perché anche con i ragazzi che perpetuano qua questa forma d'arte che probabilmente, magari con forme diverse, ma con una radice ispiratrice simile, affonda nella notte dei tempi. E tutto questo in qualche modo mi porta a pensare che non siamo soli come sardi. Ci sono le grandi figure appunto fondative della nostra cultura. C'è Bachisio che ancora ci racconta queste cose. Abbiamo forme d'arte importanti. Abbiamo probabilmente generazioni e generazioni alle nostre spalle che ci soffiano dietro e che ci stanno vicino. Ci sono probabilmente gli spiriti che si affacciano alla culla del neonato, gli spiriti degli avi, perché alla fine, bene o male, in fin dei conti, noi abbiamo tanti antenati in comune, perché essendo un'isola e tornando indietro nel tempo, moltiplicando i nostri avi in maniera esponenziale, si arriva ad avere migliaia, centinaia di migliaia di avi, e quindi alla fine tutti gli avi che ad esempio popolavano l'isola in epoca nuragica ce li abbiamo in comune. Sono tutti i nostri avi e ce li abbiamo tutti in comune. Questo penso che sia un motivo di grande forza per noi, sapere che abbiamo 200-300 mila avi nuragici in comune e che da questo punto di vista siamo fratelli. Siamo fratelli con l'umanità, se vogliamo, tutta l'umanità è fratella e sorella. Tutta l'umanità in qualche modo deriva da quel gruppo di umani, di Homo sapiens, che si sono staccati dall'Africa 100.000 anni fa. Però in questo momento noi sardi dobbiamo tirare fuori quella che è un po' la nostra sarditudine, per evitare di ricascare negli errori del passato. Noi abbiamo, se vogliamo, una grande fortuna di rivivere quegli episodi della storia che ci hanno fregato, diciamo, no? Quindi l'epoca del disboscamento, l'epoca del piano di rinascita, quando i soldi sono stati dirottati, tra l'altro accompagnati da una campagna promozionale mediatica di demonizzazione e criminalizzazione della cultura sarda, della memoria storica, della cultura pastorale sarda, una demonizzazione feroce per poter dire quella cultura non serve a niente, non si devono dare soldi a una cultura che esprime un padre padrone. Non si devono dare soldi a quel tipo di cultura lì, si deve dare soldi a una cultura che spazza via quella cultura lì, la cultura di padre padrone. E quindi bisogna dare soldi alle fabbriche, creare una classe operaia, quindi erano tutti d'accordo, destra e sinistra, per la creazione di questa classe operaia, e per dirottare questi soldi poi una partita di giro che li ha riportati da dove erano venuti, cioè dal nord Italia. E tutto questo oggi noi lo stiamo rivivendo, cioè noi siamo protagonisti di un grande evento storico. Siamo protagonisti di un nuovo disboscamento della Sardegna, siamo protagonisti di un nuovo piano di rinascita dove c'è una speculazione pari a quella del piano di rinascita, forse maggiore. Ci stanno mettendo delle servitù che non sono le servitù militari, che hanno portato via pezzi di Sardegna, penso a Capo Teolada, uno dei pezzi più simbolici della Sardegna, che avrebbe potuto dare a ben altri tipi di economia. Ci stanno portando via pezzi della nostra terra e tutto questo è sotto i nostri occhi. Lo stiamo vivendo, siamo protagonisti di questo evento storico, possiamo essere protagonisti di questo evento storico e penso che anche il suggerimento che dava Bachisio
è molto difficile effettivamente anche per un coacervo di leggi che poi queste leggi fanno riferimento a degli obiettivi che si sono posti le nazioni, pensate altrove, eccetera. È molto difficile che tutto questo passi sopra le comunità. Però direi anche a questo punto di fare una pausa di riflessione e di riprendere questo nostro discorso tra un pochino, perché abbiamo qui questi fantastici ragazzi e li invito a sedere sul palco e a farci un pezzo che così ci aiuta a riflettere su questa cosa. ¿Qué cabeza artista aquí te ha construido? Proite a forma cónica ti ha fatto. Proite a forma Scopusese statuadato, rudemente formato, fortezza pro combattimento o residenza de carghi sovrano. Salutare pro monumento de coi braigato non ti e non ti
passare adesso giorno lontana sa tempesta cutrica Oi dirima sempre il sempre il vestito è sempre il vestito chi sorma te si panno sempre il vestito in sorma te si Mi piacerebbe che tu facessi un quantitativo del disboscamento, cioè da quanti ettari a quanti ettari ridotto, per avere un'idea dell'Ottocento. Allora, nell'Ottocento la Sardegna, allora, immaginiamo che diciamo questo lato qua di questo anfiteatro sia l'Ottocento, quindi di là c'è il Settecento e di là c'è il Novecento da questa parte dell'anfiteatro, quindi questo è l'Ottocento. La Sardegna entra nell'Ottocento che ha circa il 20% della sua superficie ricoperta di boschi, ma non di macchia mediterranea, parliamo di boschi e di fustaie con piante di notevoli dimensioni, quindi di grandi fustaie. 20% se consideriamo appunto le coste, le montagne più alte e i campi agricoli di una regione che già comunque allora aveva circa 600-700 mila abitanti, è un enorme patrimonio, e su questo enorme patrimonio infatti il mercato, io poi diciamo ci sono delle responsabilità politiche gravi ed evidenti dei Savoia che ci governavano, però è stata proprio l'irruzione del mercato, per non essere troppo, per non personalizzare troppo politicamente, l'irruzione del mercato in un sistema che era stato tenuto congelato dal feudalesimo iberico, che non è stata governata. Cioè queste riforme, cioè l'introduzione dell'economia di mercato in un sistema feudale, non è stato governato, diciamolo pure di proposito, perché quando, come diceva Bacchisio prima, ci sono gli affari e gli interessi locali prevalgono sempre su quelli generali. Quindi fu una fibrillazione come degli squali che azzanano una preda sanguinante e tutti si sono buttati su questo patrimonio che era intorno al 1 milione di ettari e che arriva a 500.000 ettari di bosco vero all'inizio dell'Ottocento. Poi gradatamente arriviamo nel 1900 a circa 100.000 ettari di bosco. Quindi 4/5. 4/5 delle foreste, però non sono solo stati tagliati questi boschi, è stato proprio il cambiamento di destinazione d'uso, perché se un bosco lo tagli ricresce dopo 40-50 anni, invece qua ci sono 2-3 appalti sugli stessi boschi che hanno finito per impoverire il terreno. A tal punto, quindi pensa poco qua, c'è il clou, diciamo, c'è il momento topico del disboscamento intorno agli anni 50, casualmente proprio nel periodo della malnata fusione, no? 1850. 1850, sì, siamo qua nell'Ottocento. Qua abbiamo tutti voi, voi non siete voi in questo momento, ma siete i vostri avi.
che sono, immaginatevi, prendete a caso un vostro avo dell'800, 4-5 generazioni fa, che assisteva a questo scempio. E i sardi, tra l'altro, con i mezzi di allora, perché non è vero che non hanno reagito, hanno anche reagito, però sono stati anche ammazzati. A loro ci fu la rivolta del Suvonnotto negli anni 60 dell'800, per esempio, capeggiata da una signora, da una donna che iniziò ad assaltare il catasto, seguita poi da tutti gli altri. Ma già da prima c'erano state le distruzioni dei moretti a secco, con impiccagioni, con fucilazioni. Quindi non è vero che i sardi all'epoca non fecero niente, fecero molto, però chiaramente non avevano il vantaggio che abbiamo noi oggi. Noi oggi abbiamo internet, abbiamo tutto un sistema di informazioni che ci consente di vivere in tempo reale quello che succede. Quindi arriviamo lì nel Novecento che non solo il bosco era stato tagliato, ritagliato con appalti ripetuti, ma la qualità anche del legname era scesa a tal punto che altro non poteva dare ormai che una nuova tipologia merceologica. Per cui dal bosco, dalle piante, era rimasta una macchia mediterranea, quindi legname minuto, che altro non poteva dare che carbone vegetale. Quindi nel Novecento inizia un nuovo business. Non potendo più tagliare le piante per fare traversine ferroviarie, impalcature delle miniere, legname per la fonderia e per le opere edilizie, inizia un nuovo business, è quello della carbonizzazione vegetale. Quindi la Sardegna fu spremuta come una rapa senza sangue, insomma, perché tutto quello che si poteva spremere dalla Sardegna fu spremuto con la carbonizzazione. Quindi montagne di carbone vegetale, ci sono le testimonianze, c'è tra l'altro Sante Cettolini, che è un testimone dell'epoca, un agronomo dell'epoca specializzato tra l'altro nella viticoltura, però che documenta in maniera inequivocabile con dati, cifre, questo dissanguamento della Sardegna mediante la carbonizzazione, per cui si inventarono tanti imbarcaderi lungo la costa, vennero approntati dei porti improvvisati per l'esportazione di questo carbone vegetale che si ammassava lungo appunto le coste, e in questo senso le ferrovie non servirono, che furono costruite in quegli anni, non servirono certamente alla mobilità dei sardi, ma servirono a dissanguare le vene dei boschi della Sardegna. Per cui noi arriviamo nel Novecento, ci sono anche le fotografie di una Sardegna che è praticamente desertificata e predesertica. Lì iniziano le alluvioni, iniziano la recrudescenza degli incendi, inizia anche una recrudescenza della malaria grave, perché chiaramente l'impaludamento provocato dal disboscamento porta a una recrudescenza molto forte della malaria, sì che quando poi venne la fondazione Rockefeller vennero quasi a dirci che ci hanno, come dire, liberato dalla malaria, senza però dire che in realtà quella malaria, che è sempre esistita in Sardegna, comunque esisteva da secoli, però ci fu una gravissima recrudescenza in quegli anni. E soprattutto la nostra terra aveva perso fertilità, perché all'epoca in cui non esistevano i fertilizzanti chimici, non esistevano i pesticidi, il bosco era un fertilizzante chimico naturale, questo lo sanno tutte le popolazioni tradizionali del mondo, regimava le acque, fertilizzava i terreni con l'humus che scendeva a valle e rappresentava anche un pesticida naturale, perché c'era una ciclicità biologica, una catena alimentare biologica, perché gli uccellini che vivevano nel bosco andavano e si mangiavano gli insettini, le lumachine che mordevano l'agricoltura. Quindi fu uno stravolgimento ecologico alla quale si accompagnò anche uno stravolgimento degli esseri umani, perché l'espulsione dal processo produttivo con la privatizzazione delle terre, parliamo dell'editto delle chiudende del 1822, l'espulsione dal processo produttivo di masse di lavoratori che erano abituati a un sistema ciclico, anche dialettico, anche
come dire, conflittuale, no? Tra contadini, pastori, però in qualche modo c'era un equilibrio che ormai si era formato, millenario. In fin dei conti le deiezioni degli animali, dei pastori, in qualche modo rigeneravano i terreni lasciati a riposo, no? Quindi c'era anche un certo equilibrio ciclico. Ebbene, tutto questo fu spezzato, questo equilibrio fu spezzato. Era un'economia povera, quella sarda, sfruttata anch'essa dagli spagnoli, non è che gli spagnoli ci andassero leggeri, però conteneva i germi di una varietà e di una indipendenza soprattutto. Invece questo disboscamento provoca appunto intanto l'espulsione dal processo produttivo e quindi una massa di immigrati. Ne stavo parlando ieri con Francesco Bussalai, il regista del bellissimo film Arbores, se non l'avete visto vi consiglio di andarlo a vedere, gira per tutta la Sardegna questo film perché viene chiamato continuamente, e ne stavo parlando proprio ieri con Francesco, e guarda caso inizia una grande emigrazione di sardi in quel periodo, e poi chiaramente inizia anche il banditismo, perché è chiaro che molte persone iniziano a darsi alla macchia, e inizia soprattutto la pastorizia come la conosciamo noi oggi, cioè che è una pastorizia che dipende dal mercato estero. Giustamente Bachisio prima ha ricordato il prezzo del latte, ma il prezzo del latte è un indice di logica coloniale, quel prezzo del latte lì, perché con il disboscamento si è avviata in Sardegna quella che è un'economia che possiamo definire monoculturale, esattamente come in qualunque altro paese africano. Vi faccio un esempio. In Costa d'Avorio, nel 1800, non ricordo bene, quando arrivarono i colonialisti, i coloni europei, era ricoperta dal 96% del bosco, hanno tagliato il bosco e ci hanno impiantato il cacao. È chiaro che una monocultura di quel tipo rende dipendente dalla multinazionale che è proprietaria di quelle terre, perché voi dovete sapere che i paesi africani si è sostituita politicamente il colonialismo, ma il post-colonialismo ha sostituito la proprietà dei terreni, dei mezzi di produzione con il governo politico, cioè è andato via il paese europeo, la Francia, però i terreni sono rimasti delle multinazionali. Quindi non è vero che gli africani sono diventati indipendenti quando le terre non sei proprietario delle terre, poi ci sono varie sfumature, gradazioni, io sto semplificando all'ingrosso, ma anche lo faccio per ricollegarmi al ragionamento che faceva prima Bachisio sulla proprietà della nostra terra, cosa vuol dire essere proprietari delle nostre terre e non essere proprietari delle nostre terre. Ecco, quello che è successo alla Costa d'Avorio è che oggi se la Nestlé decide, che è una multinazionale svizzera, esattamente come la Glencore, che è quella multinazionale che Iglesias utilizza i fumi di acciaieria per creare poi in realtà gigantesche discariche. Ecco, se la Nestlé decide oggi di abbassare il prezzo del cacao, gli ivoriani sono costretti a prendere un barcone e a venire disperati e a morire nel Mediterraneo perché non sanno cosa fare. Se Trump decide con la sua follia di abbassare il prezzo del latte in America, dato e considerato che il nostro latte viene esportato in gran parte sotto forma del pecorino romano in America, noi siamo costretti a rovesciare i bidoni del latte per le strade. Certo, le proporzioni sono diverse tra noi e gli ivoriani, siamo un gradino più fortunati degli ivoriani, però tecnicamente la logica è quella, ed è una logica coloniale. Quindi il disboscamento ci ha introdotto una logica coloniale e da lì la monocultura, a partire appunto dall'allevamento industriale, è finito per farci credere che dovevamo dipendere per forza da qualcosa. Allora via con le servitù militari che portano buste paga, forse lì ancora non sapevamo, via con le industrie che portano le buste paga, ed è vero, ed è anche vero che chiaramente l'economia si sviluppa con l'industria, ma si sviluppa con l'industria quando c'è un tessuto sociale pronto a fare di quell'industria un indotto, a fare di quell'industria tante, come dire, gradazioni, ma noi sappiamo, e lo diceva Bachisio, che furono cattedrali nel deserto che non portarono a niente, e soprattutto
prive di quelle infrastrutture che oggi ci servirebbero, ci farebbero comodo. Penso per esempio al fatto che la Sardegna ha gli indici ferroviari più bassi d'Italia. E qui concludo magari questo piccolo intervento, così magari se Bacchise vuole aggiungere qualcosa, dicendo che noi chiaramente a volte forse tendiamo al vittimismo, però è anche vero che cazzotti ne abbiamo preso nel corso della nostra storia. Tu dicevi Lillio era innamorato, no, dei Barbaricini, ma io penso che in fin dei conti i cazzotti li abbiamo presi tutti quanti. Pensare che insomma Amsicola, no, univa tutti i sardi, che a San Luri, quando Eleonora d'Arborea e comunque 150 anni di guerre contro gli spagnoli, cercando 150 anni di guerra, guardate, sono 5 generazioni. Per 5 generazioni i sardi hanno combattuto l'impero che allora era l'impero più potente del mondo, quello degli spagnoli, dove il sole non tramontava mai perché avevano anche tutte le ricchezze dell'America. Per 150 anni i sardi hanno combattuto gli spagnoli e sono finiti in quello che oggi è ancora una località, a proposito di luoghi simbolo, dei luoghi che perpetuano il ricordo, Sociadroju, cioè il massacro, il mattatoio. E si trova a San Luri, ed erano quindi, non era in Barbagia, era in Campidano. Tutti i sardi hanno combattuto per la loro indipendenza, per la loro libertà. Abbiamo scacciato i francesi, non ce lo riconoscono perché non possono credere che i sardi dalla Maddalena a Cagliari siano riusciti a scacciare quello che poi è diventato l'esercito più potente del mondo, quello che era poi di Napoleone Bonaparte, che ha conquistato. I piemontesi scapparono subito quando videro arrivare i francesi e noi abbiamo fatto invece come i giapponesi della seconda guerra mondiale a guardia delle isolette del Pacifico. Abbiamo detto arrivano i francesi, beh, combattiamo, e abbiamo vinto. Abbiamo battuto i francesi, li abbiamo sconfitti. Vincenzo Sulis a Cagliari, Domenico Millelire alla Maddalena 1793. Poi ci sono stati i fanti della brigata Sassari, quando tutti gli italiani scapparono a Caporetto. Chi rimase a difendere l'Italia? Rimasero i sardi della brigata Sassari. Quasi quasi sta cosa ci dà pure fastidio, dici abbiamo difeso l'Italia, però in quel momento comunque c'erano gli imperi centrali che non erano certamente, insomma, democratici, e comunque i sardi hanno fatto, anche lì hanno dato dimostrazione, uniti però. Se fossero stati sparpagliati nelle altre compagnie non l'avrebbero fatto, ma i sardi uniti hanno ricreato, come dire, una loro bandiera di sardità, e anche lì abbiamo combattuto. E io adesso non voglio dire che bisogna per forza, come dicevi tu, no? Però è chiaro che dobbiamo essere uniti anche in questa tempesta, in questo incubo, che è un incubo che ci sta arrivando. E senza fare il vittimismo, dicevo, in tutto questo, indici ferroviari più bassi d'Italia, continuità territoriale che fa schifo e che è un chiaro sfruttamento del nostro bisogno di far parte di questo sistema Italia. Io sono anche molto deluso dalle associazioni ambientaliste a cui appartengo per mia cultura, visto che ho scritto appunto libri che parlano di ambiente, perché no, ma il sistema Italia dobbiamo perseguire gli obiettivi che ci ha dato la Comunità Europea, che sono obiettivi sacrosanti della transizione energetica, per carità. È anche giusto smetterla di produrre petrolio e carbone, che fanno le guerre per il petrolio e per il carbone, ma è anche vero che in questo sistema Italia alla quale noi dovremmo contribuire, e io ho la sensazione, lo dico veramente senza che ci sia del vittimismo dentro di me, che ho la sensazione che quando si tratta di dare in questo sistema Italia, alla Sardegna viene chiesto, no? Il 65% di servitù militari, l'80% dei proiettili sparati, gli ingombri pesanti dell'industria pesante, e l'idea di stoccare rifiuti radioattivi. In tutto questo c'è sempre un dare, e facciamo parte del sistema Italia, quando c'è da prendere e da avere non facciamo più parte del sistema Italia. Può sembrare uno slogan, ma io invece ci ho riflettuto su questa cosa e ci ho riflettuto a lungo. Quando si tratta di avere qualcosa dal sistema Italia,
pensa appunto alla continuità territoriale, spariscono tutti. Quindi siamo nel 2024 e lo ripeto, e questa è una congiuntura storica che ci vede protagonisti. Non so, Banchisa, se vuoi aggiungere qualcosa. Ma penso siano stati dati motivi di riflessione, ma per concludere volevo chiedervi, ma com'era l'ambiente nel periodo nuragico? Per esempio, che tipo di vegetazione? Campo aperto, che ne unnos o intro i linnas? Per esempio, c'erano le sughere? C'era un pascolativo, erano pastori? Era abbondante d'acqua? Lo sto immaginando così. Forse lì un po' tratta queste, anche un po' romanzandole, ma è necessario romanzare. Com'era l'ambiente? L'ambiente come territorio, cioè come vegetazione, monte, valle, frutti. Che cosa mangiavano? Beh, dai resti degli scavi si sa cosa mangiavano un po', ma che alberi da frutto c'erano? Conoscevano la frutta? Sì. Frumischeggia. Non so, i liquori, il vino pare di sì, come? Cioè, è bene immaginare, ma è possibile fare studi su questi versanti più specifici? Io sono analfabeta su questo tema nuragico, ma mi incanta immaginare queste, da 2 anni un po' me ne sto occupando come dilettante, e immagino, e poi non solo l'ambiente umano com'era? La famiglia? Sì, la tribù. Sì, ma la tribù è generico, come è organizzato? Come è organizzata la tribù? C'erano classi sociali? O è più esatta la teoria della comunità? C'erano schiavi? C'era una plebe? Boh. E i matrimoni, era il rapporto di genere com'era? Com'era l'esplicazione, la manifestazione della sessualità? Un giorno qui chiedevo su questi temi all'archeologa nostra, cioè quella di Romanzeso. Ricordate? Maria Ausilia Fati, che ci faceva vedere, faceva da cicerone su alcune cose, dicevo, ma ascolta, ma per esempio non c'era la prostituzione. Oh, e mi sfuggiva. E poi gli ho detto, ma il rapporto di coppia com'era? Cioè era consacrato, era libero, nel senso che potevano lasciarsi, e tu insisti e non voleva sfuggire a questo discorso. Poi addirittura l'ho provocata sulla sessualità specifica e mi ha detto, ma insomma sei ossessivo, ma invece no. La struttura sociale è fondamentale per l'antropologia. Com'era l'antropologia nuragica? E tu devi fare degli studi sull'ambiente naturale nuragico e sulla com'era. Ah, vabbè, sì, si può risalire. Io ho fatto delle ipotesi anche in colpi di scure sul fatto che comunque il nuraghe era un centro vitale, un po' come il villaggio medievale, quindi con probabilmente i campi aperti. Noi, guardate che in epoca giudicale, secondo molti studiosi, molti storici, furono, essendo un'epoca in cui sì, istituzioni bizantine, istituzioni latine, però molte istituzioni sono originali, si pensa che siano state recuperate le antiche istituzioni nuragiche, quindi dal periodo giudicale qualcosa possiamo immaginare, quindi il villaggio attorno appunto gli orti, i frutteti, un po' più in là la rotazione con il pascolo, il riposo e i cereali, le leguminose, e poi ancora più in là
il bosco, che appunto era essenziale in questa struttura. Senza il bosco non c'era quell'economia, moriva l'economia, anche perché chiaramente in periodi in cui la globalizzazione non esisteva, se avevi bisogno di legna per il caminetto per cuocere il pane e anche di riserve alimentari, io passando per Orgoso stamattina ho visto i bovini, le vacche che brucavano gli alberi, no? Quindi il bosco serviva anche come riserva alimentare per gli uomini e per gli animali, insomma. Però se sei d'accordo io farei fare un altro intervento musicale ai nostri... in fondo come parola abbiamo un po' concluso. E facciamo, se sei d'accordo, Sì. facciamo fare un intervento musicale ai ragazzi, 2 battute nostre finali e poi lasciamo di nuovo la chiusura ai ragazzi. Va bene? Siete d'accordo? O sardo si se il sarde si se il volo s'empessa lima tua pas presente no sia scheiscia ubbidiente Qua che tanto gli diamo la parola subito, la Chiesa, come possiamo concludere questa serata con 2 parole, insomma. Io la prima cosa che mi viene in mente è che prima ho parlato appunto di disboscamento e di mutazioni che hanno poi cambiato il destino della Sardegna, parlando in termini economici, ma proprio in termini antropologici il disboscamento è stato proprio la distruzione di un sistema di simboli in realtà, perché il bosco era portatore di simboli sacri, tra l'altro, e spirituali, che con quella modernità, con l'abbattimento delle piante, come se fosse la distruzione di un mondo. Io tra l'altro oggi appunto ho parlato anche fatto le analogie con l'Africa per la logica coloniale e mi vengono in mente due cose. Le cose crollano, che è il libro di uno scrittore nigeriano che narra proprio come tu hai narrato nel Re, il feticcio, le trasformazioni che lì poi ha portato il colonialismo,
e di come appunto un mondo è crollato, e poi la storia di Ken Saro-Wiwa, che a proposito di comunità che lottano per quello che io ho definito, contro quello che io ho definito razzismo ambientale. Su questo è un concetto che probabilmente svilupperò in futuro. Cioè il fatto che le grandi multinazionali del petrolio in Nigeria abbiano finito per inquinare il delta del Niger e un'intera popolazione di pescatori, gli ogoni, 300.000 persone, siano state private dei mezzi di sussistenza, e che Saro-Wiwa, che era un avvocato appunto degli ogoni, ha portato avanti una battaglia che però l'ha visto in parte sconfitto, ha pagato con la vita, è stato giustiziato, è stato incarcerato con un pretesto ed è stato condannato a morte con la complicità delle multinazionali del petrolio europee. Ecco, quindi noi non vogliamo fare questa fine, anche se poi comunque qualche risultato il suo sacrificio l'ha ottenuto. E quindi è un po', noi ci troviamo un po' come gli ogoni del delta del Niger in questo momento, con balia di multinazionali che vogliono in qualche modo distruggere o comunque cambiare la nostra terra, e noi comunque dobbiamo cercare di in qualche modo di impedire tutto ciò. E quindi ripenso al sistema simbolico che è andato distrutto col disboscamento, quindi i racconti del focolare e tutta quella spiritualità che nasceva dal bosco, che poi è una spiritualità che unisce tutto il mondo, perché nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai una selva oscura, no? Anche i fondamenti della cultura italiana partono dal bosco, ma tutte le fiabe europee, no? C'è tutta la collezione di fiabe europee, nascono tutte dal bosco, quindi è un archetipo che ci portiamo dentro. Fu distrutto e questo provocò un'alienazione fortissima in tutti i sardi, che è un po' l'alienazione di tutti gli esseri viventi moderni che non riescono più a recuperare un rapporto con la natura. E io spero che insomma non ci sia un altro step, mi viene questa parolaccia inglese, un altro, come dire, gradino negativo che ci porti ad allontanarci ancora di più dalla natura con con questo incubo che sta arrivando. Tu che ne pensi? Che sono esperto di simboli, tra l'altro, un semiologo, un antropologo semiologo. Sì. Non so se sapete che Fiorenzo è un dirigente forestale, un importante dirigente forestale, quindi è il suo mestiere, e quindi ecco questa sua passione anche per l'ambiente, per la natura e per il bosco. Ma per concludere il discorso che mi preme è questo: come prendere coscienza noi dell'essere territorialmente e del modo di abitare il luogo, abitare la Sardegna. Cosa vuol dire abitare la Sardegna? Credere, perché non ci crediamo, che la Sardegna ha moltissime risorse, ma che queste risorse chiedono un intelligere, cioè un capire che sono risorse. Noi, quando vi parlo di mancanza di cultura, non intendo dire la cultura, chissà, ogni volta che si pronuncia questa parola cultura pare che sia leggere i libri, oppure la cultura, cosa ti hai studiato, a 3 lauree. La cultura non è quella. La cultura è il falegname che sa fare il suo lavoro a livello di un artigianato artistico. La cultura è il saper fare, non è il sapere, ammesso che esista un sapere in astratto. Sapere in astratto cosa vuol dire? Il sesso degli angeli. La cultura è il sapere pratico, è produzione materiale e produzione di senso. Altro niente. Ogni volta, e lo dico sempre perché mi ossessiona, che questi politici ogni volta che mi dicono ma chi hai ragione, la cultura oggi sta sempre la pompiana su che a pompi in terra, la cultura è per terra, è il terreno che siamo a pedicanne. Se abbiamo coscienza di questo, capiamo che questo terreno è ricco di risorse di tutti i tipi. Non ci paiono risorse perché noi non le riconosciamo. Ma l'esempio più chiaro ce l'abbiamo col vento e col sole. Ma perché noi sardi sapevamo che il sole era una fonte economica? No.
E si alzi uno che mi dica sì. E il Juventus? Dai Juventus si ha che miliardo. Ma cos'è? Un saldio di vento terribile, qua asciutta sul terreno. Quando mai abbiamo pensato che erano fonti di energie primarie nell'economia mondiale? La produzione di energia è il centro dell'economia mondiale. Noi abbiamo sole e vento. A noi sardi perché non è venuto in mente? E una volta venuto in mente, perché sono i capitali internazionali che vengono? Almeno me la rovino a Sardegna, ma me la rovino a che ne mi ricu sardo, io. No, questa è mancanza di cultura, quando intendo deficit culturale, che non sappiamo. Perché sapere è saper fare, è fare, è trasformare, è inventare, è creare. È prospettiva di una sfida con l'immediato futuro, con un presente che si fa futuro nel passo che faccio. Questo ci manca. L'altra è culturaccia accademica, è culturaccia crociana, dell'idealismo. La cultura è materiale e il sapere è un saper fare. Noi non riusciamo a risolvere i problemi in Sardegna perché non abbiamo la cultura sufficiente per farlo. La Sardegna è la regione che ha più 25% di cosa scolastica, come si dice, di dispersione scolastica. È la regione che ha meno diplomati e laureati in Sardegna, in Italia e in Europa. Perché questi africani che arrivano, gran parte, sono diplomati e molti laureati. Noi abbiamo il più basso livello, a livello istituzionale, nei concorsi, nei parametri che usano di Pisa per valutare gli studenti, siamo ultimi. E questa è la scommessa è scuola e attività economiche produttive in loco e operatrici e formatrici. Nel lavoro io mi formo e divento e ho un sapere. Il Veneto negli anni 50 era come la Sardegna. Il mio amico Ulderico Bernardi, con cui ho fatto un lavoro all'Università di Venezia, Ulderico mi diceva, lui era di Oderzo, noi eravamo poveri come voi nel 50, nel 48, 50, 52. Poi siamo diventati il modello più bello e più forte in Europa e nel mondo dell'industria familiare veneta. Il nord-est venivano dalla Baviera per capire questo miracolo, dal Midwest americano per capire il miracolo dell'industria del nord-est italiano, del Veneto. Un'industria familiare, tribale, con una difesa fortissima della loro lingua, la parlano più di noi in famiglia. Il sapere è oggi la scommessa vera. Il turismo, perché noi le coste, la Costa Smeralda la davano a quelle donne perché tanto a Salfemina sull'Ocumalu, che hanno pastorizia, adesso querían su terreno al Vonos, dell'Iscia. Avachisi di Monti di Mola, la Costa Smeralda, cioè lo scarto. I tempiesi ridevano, questa gente periferica analfabeta, con 2 vacchette che davano 1 litro di latte, 3 capre, la sussistenza più misera. Se noi non ne usciamo da questa condizione della scuola ufficiale e della scuola, come narra Michelangelo Pira, la scuola che è la scuola della comunità, la comunità che fa scuola, la scuola impropria. Non c'è speranza per noi se non c'è questa rivoluzione culturale, intendendo per culturale che nelle professioni, qualunque professione sia, muratore, falegname, ferraio, officina, dove noi tutti facciamo scuola ufficiale, scuola locale per diventare un sapere, per cui facciamo artigianato turistico, artigianato artistico valido, per essere competitivi nel commercio,
perché ogni oggetto è un segno. Se non diventa segno non ha futuro nel commercio mondiale, perché non si vendono oggetti, si vendono segni. Non si vende il prodotto, si vende la merce. È la merce che conta, è il segno che conta. L'industria automobilistica prima ti dà il segno, poi ti dà la macchina. E sul segno uscirà questa macchina della Volkswagen di questo tipo, con queste prerogative, fa pubblicità, poi ti dà la macchina. Vedi che prima crea. È creazione, invenzione. E per questo ci vuole sapere. Se non c'è questo sapere, quando vedo questi problemi di soluzione delle crisi sarde in tutti i settori, mi viene o da piangere o da ridere, perché si pesta l'acqua già pistata. Cioè che ciò che propongono a livello politico, a livello economico, sono tutte cosette già esaurite e già che non ti hanno dimostrato granché, che non è cambiato molto. Allora inventa, che non c'è questa capacità di inventare e di creare. Ma gli altri ce l'hanno. Concludo. Voi dovete immaginare questo. Il capitalismo chissà, è un astratto, è un'astrazione, è capitalismo. No, sono degli uomini, delle istituzioni, dei padroni della finanza, che hanno il globo davanti e lo studiano. A un certo punto è capitata un'isoletta insignificante che si chiama Sardegna, sconosciuta. Io mi ricordo quando sono andato a New York, a Los Angeles, e Sardegna, Sicilia? No, non Sicilia, Sardegna. No. Allora, ci sono questi signori che sono persone, hanno un nome e un cognome, e un'istituzione, e grandi capitali. E quest'oro si riuniscono e guardano il globo. È capitata quest'isoletta, Sardegna. Che cosa ci può offrire? Allora, cosa vuol dire il sapere? Agricoltura pastorizia. Oh, e dai su caso romano, tu vuoi fare capitalismo mondiale, dai su caso romano. Ah no, su. Che cosa ci può dare altro? Artigianato, sì, è un artigianato abbastanza ma non è che poi può porsi a livello mondiale, quindi niente, escludono tutto. C'è il turismo, e questo sì è importante, però ci hanno fatto prima alcuni e non ci hanno lasciato molto. A un momento, in quest'isola c'è molto vento e molto sole, e loro ne sanno qualcosa? No, all'oscuro di tutto. Benissimo, e allora ci hanno invaso con questo capitale e senza grossi investimenti neppure. C'è un investitore sardo che fa pannelli solari e che fa pale eoliche? No. C'è uno che ha investito, eppure ce ne sono industriali che possono farlo finanziariamente. Non hanno il background, non hanno la capacità del sapere. Questi che hanno il sapere fare, e tanto è concreto che te lo danno subito e ti pone una torre di 250 metri, no? Quello è il sapere. Quelli sanno, noi non sappiamo. Almeno come difenderci da costoro. E non sottovalutiamoci nel difenderci. Non sottovalutiamoci, perché non deve vincere questa disistima storica che abbiamo noi sardi. Chisattere sempre più forte, più potente, eccetera, eccetera. Bisogna crederci in noi, avere stima di noi, di soggetti dinamici, operatori politici, perché la polis è la comunità, non è il politichese. E crederci fermamente e fortemente, perché io non sono affatto pessimista in prospettive di un miglioramento notevole, di una cultura saper fare sardo in tutti i settori dell'attività, dove emergiamo, dove siamo emergenti. Io ho fatto 20 anni di Lombardia e sono venuto a contatto con la mentalità operativa lombarda, la migliore d'Italia, e ho visto dei padri dei miei alunni fallire a Gallarate, a Bustarsizio, e subito impiantare, grazie al fallimento, capire che cosa hanno sbagliato e impiantare subito un'altra industria altamente produttiva.
e dal fare nasce il fare, così mi diceva questo padre ai colloqui, e da qui io mi estendo. Adesso ho intenzione di, perché quando sei in cammino è una rete che cammina e economicamente si dilata e fa sistema anche su altri settori, oltre a quell'attività che stai facendo in quel momento, che era il campo tessile. Questo è il nostro sforzo, il nostro obiettivo. Come diventare padroni delle cose del fare, perché saranno altrimenti sempre gli altri che nel mappamondo osservano e dicono qui cosa possiamo fare e vincono perché loro hanno il sapere, noi no. E il capitale non è un problema solo di capitali, anche un problema di capitali. Questo capitalismo finanziario è imbattibile perché non produce nulla, hanno i soldi e investono. È molto più pericoloso del capitalismo industriale, perché l'industriale ha a che fare con persone, ha a che fare con un fare, con un produrre oggetti. Questi non producono nessun oggetto, hanno i soldi è l'equivalente universale di tutte le merci, questa è la definizione, l'equivalente universale di tutte le merci del mondo. Dove c'è profitto io investo lì, c'ho i soldi, è il peggiore, perché è quello freddo, il capitalismo freddo, arido, non è neppure quello merceologico. Come difenderci? Con un sapere e con un contrastare. Procura de moderare, baronessa tirannia, Chisino provvida mia, torra de sappe in terra, torra maraira, marapi, maraira, marapi, mara, e procura marare, baronessa mia, Chisino mia, torra mara, terra torra, e torra mara, Per dirvi anche che chi vuole acquistare i libri qui sono esposti. Grazie Bacchisio. Allora, intanto ringraziamo i ragazzi del cantatenore suo manzeso, giusto? I vostri nomi non li conosco, presentatevi voi. Andrea, Claudio, Giuseppe, Salvatore. È veramente meraviglioso vedere ragazzi così giovani che perpetuano questa nostra forma d'arte. Poi c'era il comitato Gallura, voleva fare un comunicato, siamo in chiusura. Intanto nel frattempo magari se qualcuno chi vuole acquistare, glielo devo dire perché sennò il mio editore Carlo Delfino si arrabbia, che dice che non penso al business quando faccio queste cose. Comunque qui ci sono appunto i libri.
Comitato Gallura, dalla Gallura con furore. Anzitutto, buonasera a tutti, non era previsto che un intervento da parte nostra e nessun comunicato. Non era previsto un intervento da parte nostra e nessun comunicato. Noi siamo venuti qua stasera per arricchirci. Arriviamo appunto dalla Gallura, faccio parte di un comitato, diciamo di una comunità, che forse è più bello. La Gallura, quella zona che è stata venduta tanti anni fa. Io ho cominciato partecipando nel comitato, ho cominciato a capire quanto questa mia terra ha delle cose bellissime e io non voglio che si perdano. Potrei dirvi dei numeri che sono da paura, perché ci sono progetti per 4.000 pale eoliche, per 400.000 metri quadri di terreno utilizzato per il fotovoltaico. Io penso che se nessuno di noi vuole che la nostra terra cambi e tutti vogliamo che le generazioni future continuano ad avere quello che noi abbiamo avuto. Io non immaginavo mai, quando ero bambina, che il sole si potesse vendere o che il vento lo stesso si potesse vendere. Non voglio dire altro, abbiamo ricevuto bellissime parole stasera che ci fanno tanto riflettere e quindi ritorniamo nelle nostre case e facciamo da cassa di risonanza per tutti. Ciao a tutti, io sono Celeste e come Maria Lucia vengo da Tempio. Magari prima che andate via vi disturbiamo un po' di repli che abbiamo preparato, che contengono anche così qualche informazione tecnica. Appunto l'invito però è quello magari di avvicinarvi anche ai comitati che stanno nascendo, il più vicino a Nuoro, e poi insomma come diceva il professor Bandino, a parte i comitati ci vuole proprio una partecipazione attiva comunitaria, ecco, quindi senza appartenenze, è proprio per una lotta del bene comune. Questi volantini magari ve li giro così magari con calma ve li leggerete. Grazie a tutti.